colpo di Fleximin in provincia di Padova, questa volta al Velox, posizionato lungo la regionale Postumia. San Martino di Luperi non è stato tagliato ma è stato fatto esplodere. Il sindaco promette verrà riacceso. Infrastrutture, tempi dimezzati nel progettare e realizzare le opere in Veneto rispetto al dato nazionale. Presentata a Palazzo Balbi l'attività di Veneto Strade, in corso 98 cantieri. Emergenza frane in provincia di Belluno dopo lo smottamento che ha isolato Selle di Gosaldo. Un masso è piombato sulla provinciale a Caorera e una frana ha causato la chiusura dell'Alemagna fra Rivalgo e l'Ospitale. Nessuna incuria nei doveri da parte delle autorità competenti sul caso Ballano. Il ministro della Giustizia Nordio ha risposto all'interrogazione del senatore leghista Centinaio. Positiva la peste suina, la carne di maiale sequestrata dai carabinieri del NAS in un negozio di alimenti etnici di Camin. E sempre a Padova la finanza mette i sigilli a 15 tonnellate di alimenti deteriorati. La politica con l'analisi del momento attuale da parte di Massimo Cacciari. Intanto in Senato bufera sull'emendamento cancella ballottaggi proposto dalla Lega. Incidenti al Penzo, il questore di Venezia ha emesso 18 provvedimenti di inibizione all'ingresso negli impianti sportivi, 9 d'Aspo ai tifosi baresi, 8 a quelli veneziani. Andrà finalmente a processo domani sera la Vecchia di Ponte Dante a Treviso. Appuntamento con l'ironia del gruppo folcloristico alle 20:30 in diretta su Antenna 3. Buonasera, bentrovate, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Iniziamo con la cronaca, lo avete visto dai nostri titoli. C'è stato un nuovo colpo di Fleximin in provincia di Padova. Questa volta il Velox, posizionato lungo la regionale Postumia a San Martino di Lupari, non è stato tagliato ma è stato fatto esplodere e il sindaco promette l'apparecchio verrà riacceso. Un attentato nella notte di domenica con la telecamera che, dati accertati dalla società che ha in gestione il rilevatore, smette di registrare la velocità dei veicoli alle 5:30. Nuovo colpo di Fleximin in provincia di Padova. Questa volta nessun flessibile come accaduto a Villa del Conte per il rilevatore lungo la strada provinciale del Piovego, ma un'esplosione di cui sono stati raccolti tutti i resti dei carabinieri che conducono le indagini. Un Velox tarato sul limite dei 70 km/h, operativo da quasi 8 anni, che peraltro non è l'unico lungo la strada regionale 53 Postumia, un'arteria da 10.000 veicoli in transito al giorno. Questo è un Velox installato dal novembre del 2016, è stato installato proprio per scopo di deterrenza nei confronti delle alte velocità. Sono state registrate delle velocità molto elevate e quindi è stato previsto questo Velox che bene o male è conosciuto un po' da tutti. È sorpreso il primo cittadino che, dati alla mano, ci racconta come fosse limitato il numero di multe accertate dal rilevatore di velocità posto a pochi chilometri dal centro abitato di Campagnalta. La media sono circa 6-7 contravvenzioni al giorno, con una tendenza anche alla diminuzione. Vuol dire che questo tipo di dispositivo negli anni è stato efficace appunto per limitare le velocità. Il Velox, al termine delle indagini, verrà riacceso. Sono in corso delle indagini e appena possibile verrà ripristinato, peraltro con delle spese a carico del gestore, non del comune. In questo momento che stiamo parlando c'è un traffico molto sostenuto, qualcuno sicuramente non sta rispettando i 70 km/h ed è importante insomma il corretto rispetto dei limiti di velocità. Andiamo a Venezia e parliamo di infrastrutture. Presentata questa mattina a Palazzo Balbi l'attività di Veneto Strade. Vediamo. 98 i cantieri aperti per un controvalore di quasi $500 milioni, 1905 chilometri in gestione, 758 ponti. Sono solo alcuni dei numeri dell'attività di Veneto Strade, che nel 2023 ha avuto un anno di impegni fuori dal comune. E anche quest'anno la mole di progetti e cantieri porterà al Veneto un importante contributo in termini di sicurezza stradale, tempi di percorrenza, impatto positivo sull'ambiente, grandi progetti di viabilità. Basterebbe guardare i dati e vedere che per gli appalti sopra i €50 milioni il tempo di progettazione e realizzazione fino al taglio del nastro di Veneto Strade è di 6 anni e mezzo, a livello nazionale è di 12 anni e mezzo. Abbiamo dimostrato di saper gestire le infrastrutture, le grandi infrastrutture, pensi ad esempio al passante di Messa, quello che è gestito dalla società CAV, è una società tutta pubblica che può ambire a gestire altri tratti di infrastrutture che magari oggi sono in mano dei privati. Veneto Strade è stato il braccio operativo della regione che durante le grandi emergenze e dopo ha ripristinato le infrastrutture e la sicurezza in occasione di tante tragedie che hanno colpito il nostro territorio, come la tempesta Vaia. Poi c'è il progetto delle ciclovie che ammonta a oltre €60 milioni, di cui 37 da fondi PNRR. Con questo progetto noi siamo
siamo di fatto la regione con più ciclovie, quindi più mobilità sostenibile con la bicicletta a livello nazionale. Sono ciclovie importanti perché abbiamo la Venezia-Trieste, l'Adriatica che parte da Chioggia, va fino in Puglia, abbiamo l'Avento, la Sole e la Garda. Con questi 37 milioni di fatto le abbiamo finanziate tutte per quanto riguarda la parte veneta, rimangono fuori alcuni lotti della ciclovia del Garda, però un intervento importante dove Veneto Strade con la Regione Veneto è stata una delle poche regioni che ha rispettato il termine di aggiudicazione del 31 dicembre 2023. Poi termine che è stato tolto perché la maggior parte delle regioni non l'avevano rispettato. Il modello Veneto anche in questo caso ha funzionato. Particolare attenzione alla montagna. La montagna per noi è una particolare attenzione perché ovviamente è un territorio molto, molto difficile, quindi molte delle nostre risorse vanno ovviamente nella zona del Bellunese, dove ci sono le strade che per noi sono più critiche. E noi ci spostiamo proprio sulle montagne in provincia di Belluno dove è emergenza frane. Facciamo il punto con il servizio di Tiziana Bolognani. 2 frane hanno interrotto la circolazione sulla provinciale 1 bis Madonna del Piave all'altezza della frazione di Caorera di Sette Ville e sulla ex statale 51 di Alemagna fra Rivalgo e Ospitale di Cadore. C'era da aspettarselo. Il forte maltempo di questi giorni ha riempito d'acqua i fragili versanti che costeggiano i principali assi della viabilità bellunese e gli smottamenti si sono manifestati con puntualità. Ieri nel tardo pomeriggio a preoccupare è stato lo schianto di un grosso masso del peso stimato in circa una 60 di quintali precipitato sulla carreggiata della sinistra Piave. Alle 18 l'ordinanza emessa da Veneto Strade dopo un primo intervento dei rocciatori non ha lasciato scampo. La strada è stata chiusa e lo sarà fino a quando il versante non sarà messo in sicurezza. Questa mattina l'allerta è scattata sulla ex 51 di Alemagna, chiusa per 3 chilometri fra Ospitale e Rivalgo a causa di una frana precipitata sul sedime stradale. Squadre dell'ANAS al lavoro per ripristinare la viabilità che è stata gestita dalle forze dell'ordine. Intanto ieri i geologi della provincia hanno eseguito un sopralluogo tecnico a Selle di Gosaldo, dove domenica una frana ha isolato per alcune ore la frazione agordina. Il comune ha realizzato una pista di passaggio per permettere ai 5 residenti isolati di muoversi. Si tratta di un problema non nuovo che la provincia ha segnalato anche al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con priorità di finanziamento. Nel frattempo ci sono 2 ipotesi sul tavolo: la messa in sicurezza del versante oppure la costruzione di una via d'accesso alternativa alla frazione. Per entrambe servono ingenti risorse economiche, sia per la progettazione che per la realizzazione. E il governo sta valutando l'entità dei danni che i porti di Venezia e Trieste stanno subendo per la crisi nel Mar Rosso. L'ha annunciato oggi a Venezia il ministro Urso. I porti di Venezia e Trieste sono esposti in prima linea al pesante impatto economico e commerciale provocato dagli attacchi della milizia yemenita Houthi nel Mar Rosso. Da Venezia, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolinea come il tema, dopo essere stato al centro di un vertice interministeriale del governo italiano, sarà posto anche al G7 di Verona. Con il ministro delle infrastrutture e con il ministro dell'alimentazione e dell'agricoltura ci siamo confrontati su come eventualmente compensare questo impatto negativo. La crisi sul Mar Rosso mette con forza anche l'Italia di fronte ai problemi e ai drammi di un mondo in conflitto, di conflitti consumati alle porte d'Europa che mettono a rischio l'approvvigionamento di elementi essenziali delle nostre catene produttive. La nostra Europa è oggi accerchiata a oriente dalla guerra di invasione terribile della Russia in Ucraina e accerchiata a sud da eventi quali si sono verificati recentemente lungo il Sahel, con una serie di golpe militari e con il recente conflitto in Medio Oriente. Si tratta di crisi globali che andranno affrontate a livello internazionale, ma sulle quali anche il governo è chiamato ad agire per le conseguenze che si stanno verificando in Italia. Stiamo valutando l'impatto effettivo che, come dicevo, per il momento riguarda alcune direttrici marittime, soprattutto i porti dell'Adriatico, e alcune filiere produttive, soprattutto quella dell'alimentazione, perché il percorso ovviamente intorno all'Africa è un percorso più lungo. Una volta che valutiamo la dimensione di questo e soprattutto ci rendiamo conto di quanto possa perseverare questo blocco, quanto possa durare, ovviamente realizzeremo delle misure compensative su coloro che hanno avuto un danno concreto, tangibile, misurabile.
Nessuna incuria nei doveri da parte delle autorità competenti sul caso Ballan. Il ministro Carlo Nordio ha risposto all'interrogazione del senatore leghista Gianmarco Centinaio. Non emergono elementi che possano reputarsi indice di incuria nei doveri rispetto a quello che si sarebbe potuto fare per evitare il femminicidio di Vanessa Ballan. Il ministro Nordio risponde all'interrogazione del senatore leghista Gianmarco Centinaio, volta a fare luce su una possibile falla nella gestione del caso della povera mamma, aggredita brutalmente e poi uccisa in casa dall'uomo, Bujar Fandagi, con il quale aveva avuto una relazione all'indomani della denuncia per stalking depositata proprio da Vanessa nei suoi confronti. L'interrogazione voleva fare luce sul perché non fossero state disposte, a seguito della denuncia di Vanessa in data 25 ottobre, misure cautelari per Fandagi, che aggredì a morte la donna la mattina del 19 dicembre. Il 6 novembre il fascicolo passò al PM del gruppo specializzato in reati di violenza di genere. Pochi giorni dopo fu decisa l'acquisizione dei tabulati telefonici di Vanessa. A Fandagi furono sequestrati i cellulari contenenti le immagini che l'uomo usava per ricattare la donna. Vanessa aveva sporto denuncia accompagnata dal marito Nicola Scapinello, che poi il test del DNA rivelò essere il papà del figlio che Vanessa portava in grembo. Non si può oggettivamente parlare di un ritardo nella trattazione del caso ed intendere che la mancata presentazione di una richiesta di misura cautelare al GIP da parte di 2 PM sia stata frutto di una valutazione discrezionale, continua Nordio, che all'epoca dei fatti chiese una relazione alla procura sulla morte di Vanessa. Chiude il testo il guardasigilli con l'auspicio che la recentissima norma che impone ai PM un termine di 30 giorni per la valutazione della necessità di chiedere misure cautelari possa servire ad evitare il ripetersi di gravi eventi di violenza. All'epoca della denuncia di Vanessa, infatti, la norma non era ancora in vigore. A Padova adesso, dove era positiva la peste suina, la carne di maiale sequestrata dai carabinieri del NAS in un negozio di alimenti etnici di Camin. 24 tonnellate di carne stipate in 2 celle frigorifere senza etichettatura e in condizioni igienico-sanitarie carenti. Ammonta a tanto il maxi sequestro dei carabinieri del NAS di Padova, che lo scorso mese di febbraio hanno controllato, in collaborazione con il personale dell'ULSS, un negozio di alimenti etnici nel quartiere di Camin. Tutti gli alimenti sequestrati sono stati sottoposti ad analisi, da qui la sorpresa. Nella carne di maiale è stata riscontrata la presenza del virus della peste suina, una tipologia di patogeno non pericolosa per l'uomo. Il titolare del negozio è stato denunciato. Rimaniamo a Padova perché sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza 15 tonnellate di derrate alimentari destinati ai ristoranti etnici e conservati in condizioni igieniche precarie, sigilli anche alla struttura della zona industriale utilizzata come deposito, violati i dispositivi di giusta conservazione. Nelle tonnellate di carne e vegetali di provenienza cinese è stata riscontrata la presenza di insetti e di tracce biologiche di roditori. 2 persone sono state denunciate per commercio di sostanze alimentari nocive e violazioni alla disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti. E noi con questo ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie, passiamo alla pagina politica con l'analisi del momento attuale da parte di Massimo Cacciari, a partire dalle ripercussioni dalla sconfitta del centrosinistra in Abruzzo, del campo larghissimo, fino alle crisi interne alla Lega in Veneto. Questo campo largo, campo stretto, campo lungo, sono al momento soltanto accorgimenti tattici. C'è da augurarsi che si formino 2 coalizioni dotate di una propria strategia, eccetera, ma al momento non è così né da una parte né dall'altra. Con la differenza che la coalizione di destra è una coalizione sperimentata da 35 anni, 30 anni. E a sinistra, se togli i periodi molto faticosi dell'Ulivo, sono 15 anni che non c'è più coalizione. All'indomani della sconfitta in Abruzzo del campo larghissimo, l'analisi di Massimo Cacciari sulla situazione politica del centro-sinistra lascia poco spazio all'ipotesi di una coalizione solida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, oltre alla coscienza tattica, che se si vuole essere della partita bisogna stare insieme, continua il filosofo, c'è poco altro. Se avessero vinto in Abruzzo, probabilmente questa sarebbe stata una spinta notevole a cercare davvero di dar vita a qualcosa che assomiglia a una coalizione. Con la botta che hanno preso e soprattutto con l'arretramento dei 5 Stelle, capisce, anche una coalizione molto debole.
però d'altra parte sono deboli anche dall'altra parte, perché hanno questa frana di Salvini che non è che possano recuperare né Meloni né Forza Italia. Quindi sono due coalizioni molto deboli. Questo cosa significa? Che il quadro politico italiano continua a diventare sempre più fragile, sempre più debole, sempre più in situazione critica, e non è una buona notizia. E sulla crisi interna della Lega, per quanto riguarda il Veneto e le regionali del 2025, tutto dipenderà, secondo Cacciari, dalla decisione sul terzo mandato. Se non hanno Zaia, chi mettono? La Lega, e dall'altra parte accettano che sia uno candidato della Lega, cioè di Zaia poi, perché è chiaro, non sarà mai Salvini a dettare legge a Zaia qui, no? Quindi sono in bei pasticci. Certo, il vantaggio è tale per cui nel Veneto è impensabile un ribaltone, ma però problemi parecchi ne avranno. Ed è bufera sull'emendamento presentato dalla Lega che prevede la possibilità per i sindaci di essere eletti al primo turno se si superano il 40% dei voti, quindi uno stop ai ballottaggi nei comuni che superano i 15.000 abitanti. Si tratta di una proposta che non era stata prima presentata e discussa in commissione, che quindi ha colto di sorpresa le opposizioni, che hanno parlato di attacco alla democrazia. Contrarietà espressa anche da ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Noi cambiamo argomento e ci spostiamo a Venezia, perché il questore ha emesso 18 provvedimenti di inibizione all'ingresso negli impianti sportivi, 9 Daspo ai tifosi baresi e 8 ai tifosi del Venezia. Daspo per un totale di 82 anni ai tifosi del Bari e del Venezia. Dopo gli scontri violenti di domenica allo Stadio Penzo sono arrivati 18 provvedimenti del questore di Venezia Bonaccorso. Fra questi 9 Daspo per i tifosi del Bari, 3 da 8 anni con obbligo di firma, 2 da 5 e 4 da 4 anni. 8 anche per i tifosi veneziani. Uno di 16 anni con obbligo di firma, uno di 5 con obbligo di firma, un altro di 5 senza obbligo di firma, 2 da 4 e 3 da 3 anni. Ci sarebbe anche un Daspo per un cittadino olandese coinvolto in atti provocatori e lancio di oggetti, petardi e oggetti contro il vaporetto che trasportava i tifosi del Bari. Potrebbero esserci anche altri provvedimenti in arrivo, come scrive la Questura in una nota. Sono tuttora in fase di approfondimento, si legge, le posizioni di altri soggetti responsabili delle medesime condotte, per le quali si sta procedendo a una corretta identificazione. Appuntamento con la tradizione da non perdere domani sera su Antenna 3 dalle 20:30, infatti in diretta da Ponte Dante. Come ogni anno vi racconteremo il processo alla Vecia di Ponte Dante, lo spettacolo di una comunità che, pur sorridendo, ha il coraggio di criticarsi pubblicamente. Festa, tradizione e risate per un appuntamento immancabile. Appuntamento a domani sera dunque. E con questo è tutto, io vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'anticiclone, dunque il tempo sarà asciutto e stabile sul nostro territorio con caratteristiche decisamente primaverili. Il dettaglio di giovedì 14 marzo. Sul Veneto di notte avremo nebbie diffuse ma in dissolvimento di mattina. A seguire ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso e con qualche addensamento pomeridiano. Temperature in contenuta variazione, minime tra 4 e 6 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso fino al mattino saranno possibili foschie su pianura e fascia lagunare. Con il passare delle ore cielo più sereno, nuvolosità più consistente poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 2-6 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e nubi, ma con precipitazioni in genere assenti. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 18. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.